C'era una volta un ragazzo nato in un piccolo villaggio vicino al mare del nord. Il suo nome era Benedetto Giuseppe. Era il primo di tanti fratelli, figlio di un uomo che vendeva stoffe e pane. Fin da bambino, Benedetto Giuseppe sentiva nel cuore una luce speciale. Non desiderava ricchezze, non cercava applausi, ma voleva solo amare Dio con tutta l'anima. Quando aveva ancora il volto da fanciullo, lasciò la casa per studiare con uno zio, un uomo di preghiera. Ogni giorno leggeva con passione le parole della Bibbia e le storie di chi aveva donato la vita al cielo. Sentiva nascere dentro di sé un fuoco che ardeva senza consumare. Voleva diventare un monaco, vivere nel silenzio, offrire ogni respiro a Dio. Provò a entrare in vari monasteri, bussò a molte porte. Ogni volta sperava, ogni volta pregava, ma quelle porte restavano chiuse. Dicevano che era troppo giovane, troppo diverso, troppo fragile per la vita comunitaria. Benedetto Giuseppe soffriva, ma non si spegneva. Il suo cuore restava acceso. Allora fece una scelta che cambiò tutto. Decise di camminare per sempre, senza casa, senza tetto, senza niente, solo con Dio nel cuore. Non cercava onori, non cercava conforto. Voleva solo essere povero come il maestro, che non aveva nemmeno una pietra dove posare il capo. Camminava per le strade polverose, scalzo o con scarpe consumate. Dormiva sotto i portici, accanto ai muri. Mangiava solo se qualcuno gli offriva un pezzo di pane, ma spesso quel pane lo dava ad altri ancora più poveri. Aveva un vestito logoro e un sorriso nascosto tra le rughe del volto. La gente lo guardava con sospetto, alcuni lo cacciavano, altri ridevano di lui. Ma lui non rispondeva, guardava il cielo e pregava in silenzio. I suoi piedi lo portarono lontano. Visitò chiese, santuari, piccoli villaggi e grandi città. Pregava in ogni luogo, lasciando dietro di sé il profumo della speranza. Ma il suo cuore trovò pace soprattutto a Roma. Lì restò, pellegrino tra le pietre antiche, camminando ogni giorno da una chiesa all'altra. Le sue mani erano vuote, ma la sua anima era colma di luce. Amava stare davanti al sacramento, per ore, in ginocchio, senza dire una parola. Chi lo vedeva pensava che fosse solo un mendicante, ma chi guardava più a fondo vedeva un uomo che ardeva d'amore. Lo chiamarono il santo delle 40 ore, perché non si stancava mai di adorare in silenzio. Non aveva un letto. Dormiva sotto gli archi del Colosseo, su pietre fredde, coperto solo dal cielo. Quando la malattia lo piegò, fu accolto in un ospizio povero. Il suo corpo era stanco, ma il suo spirito era sereno. Continuava a pregare, a sorridere, a donare tutto anche quando non aveva più niente. Un giorno, durante il tempo della Passione, mentre usciva da una chiesa dove aveva partecipato alla messa, cadde a terra. Il suo cuore aveva dato tutto. Morì così, in silenzio, come aveva vissuto. Povero, solo in apparenza, ma in realtà ricco di una gioia che nessuno poteva togliergli. La gente iniziò a parlarne, a ricordare il suo volto, a raccontare la sua storia. Non era stato un predicatore, non aveva scritto libri, ma aveva parlato con la vita. Era diventato un faro per chi cammina senza meta, un rifugio per chi non ha casa, un esempio per chi vuole amare senza misura. Ancora oggi, Benedetto Giuseppe è vicino a ogni anima che vaga nel mondo con il cuore pieno di cielo. Non servono grandi parole per ricordarlo. Basta il silenzio, una candela accesa, una preghiera sussurrata nel vento.